Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Catania, Santo Re ucciso con un grosso coltello da cucina. Proseguono le indagini per la morte del trentenne pasticcere freddato da un parcheggiatore abusivo e che è stato arrestato. Dolore e rabbia di cittadini e istituzioni. Il sindaco trentino: chi non merita se ne deve andare. Messina aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei barcellonesi per essere favorito in lavori di ristrutturazione edilizia. Arrestato un imprenditore. Catania, oltre 3 kg di cocaina nascosta nell'auto. Arrestato un uomo nel quartiere San Berillo. La truffa Bisodent, centinaia i pazienti in difficoltà tra rate da pagare e lavori dentistici incompleti. I consigli delle associazioni dei consumatori. La storia di Vicky e Maria Rita, riconosciute legalmente le 2 madri del piccolo Samuele. Storica la sentenza della Corte Costituzionale sui figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero. Pallanuoto, l'Orizzonte Catania conquista il 25° scudetto. Le ragazze di Martina Miceli battono 7-5 la SIS Roma. Festa grande al Palanesima. Bentrovati e apriamo ancora con la triste vicenda dell'omicidio di Ognina a Catania. Il trentenne pasticcere è stato ucciso con un grosso coltello da cucina. Proseguono le indagini proprio per la morte di Santo Re, che, lo ricordiamo, lavorava in una storica e nota pasticceria di Ognina a Catania, aggredito mortalmente da un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno, che è stato arrestato. Ci fa il punto Orazio Longo. Un carabiniere libero dal servizio che aveva notato le ultime fasi della colluttazione ha rinvenuto e consegnato ai poliziotti l'arma del delitto, un coltello da cucina di grosse dimensioni sporco di sangue. Sono i dettagli dell'aggressione che ha portato all'omicidio di Santo Salvatore Giambattista Re, trentenne pasticcere del Bar 40 e padre di una bimba di 4 mesi, ucciso a Ognina a Catania. 2 testimoni oculari e le immagini dei sistemi di videosorveglianza accusano un 37enne posteggiatore abusivo originario dello Zimbabwe, John Obama, in Italia senza permesso di soggiorno e già noto agli investigatori per essersi scagliato contro i vigili urbani nel 2019. Adesso nelle immagini della polizia sarebbe lui l'uomo vestito di chiaro e col cappellino mentre fugge dopo l'accoltellamento. Quando è stato bloccato dagli agenti in via Alcide De Gasperi, angolo via del Rotolo, aveva i vestiti e le mani sporche di sangue. Durante le fasi dell'arresto ha pronunciato frasi sconnesse e senza senso, riferendo il nome della vittima farneticando, riportano gli inquirenti. Da ricostruire il movente, che potrebbe essere legato a un diverbio per delle vaschette di plastica. La vittima, terminata la giornata lavorativa, si era avviata verso la macchina parcheggiata nella discesa che conduce al porticciolo. L'alterco a metà rampa con l'uomo che nel giro di poco sferra alcuni fendenti all'addome e al braccio. Il giovane, nonostante le gravissime ferite, è riuscito a fuggire verso il bar per chiedere aiuto, mentre il presunto assassino fuggiva. Santo Re è morto poco dopo all'ospedale Cannizzaro. In questura è stata sentita una coppia di giovani che si trovava nel porticciolo e che ha assistito alla scena del delitto. I colleghi di lavoro hanno riferito che la vittima conosceva bene l'indagato, al quale spesso tutti loro offrivano da mangiare e anche vestiti. Sul corpo di Santo Re sarà eseguita l'autopsia. Il pubblico ministero ha disposto la custodia in carcere per John Obama in attesa dell'udienza di convalida. Dolore e rabbia sono queste prevalentemente le reazioni all'evento che vi abbiamo appena raccontato da parte di cittadini ma anche dei colleghi del trentenne che è stato ucciso. Sentiamo Eva Spampinato. Mi sento perché lo conoscevo a Santo e onestamente non ce la faccio, ma non ne abbiamo sicurezza a Catania. Oggi in lutto non c'è solo il bar dove lavorava Santo Re, c'è tutta la città, una comunità arrabbiata, indignata, che si sente sopraffatta e sola davanti ad uno stato di degrado che avanza. Non mi sento sicuro a Catania, perché se succede questo e non è perché è stata una persona di colore, perché succede anche con le persone del posto. Uno esce con la paura, perché ormai le persone hanno questa aggressività. Oggi per oggi ci dobbiamo stare zitti. Abbiamo visto che proprio ci ha fatto paura, a me e mia figlia, che portiamo spesso la bambina qua, dove ci sono le papere. A Catania non si vive più, si sopravvive. Lo dimostra l'omicidio del giovane pasticcere, che non è stata una fatalità, non è stato un incidente, è stato il risultato di un sistema di giustizia e sicurezza che fa acqua da tutte le parti. Lo dice la gente, che oggi si ferma a guardare attonita il cartello di lutto appeso al bar. Lo dice Samantha, sua collega di lavoro, che accusa Santo non è morto solo per mano di un assassino, è stato assassinato da un sistema giudiziario viziato dalla burocrazia. Santo è morto di negligenza da parte dello Stato. Continuava a rimanere là,
Sì, vuol dire che non hanno i mezzi oggi per fare diversamente. In Italia la legge deve essere più dura. La colpa è del sistema. Qua l'Italia è questa, cosa dobbiamo dire? Il problema è mantenere un ordine pubblico, una pulizia. È una città che potrebbe vivere di turismo e invece non possiamo vivere di turismo perché purtroppo non veniamo né protetti né salvaguardati. Abbiamo solo tante multe per i parcheggi, non esistono alternative. Ma quel che è peggio è che i catanesi sono rassegnati, consapevoli che chi rispetta le regole paga il prezzo più alto e che ci si deve salvare da soli. Al nostro telegiornale il cordoglio per la morte del pasticcere Re e le amare considerazioni del sindaco trantino. Sentiamo. Sorge l'amarezza, il dolore, lo sgomento. Pensi a un ragazzo che non c'è più, pensi a una bambina di pochi mesi che non avrà più un padre, e tutto questo inevitabilmente incide facendo maturare anche un senso di prostrazione. Noi dobbiamo reagire, lo dobbiamo fare prontamente, dobbiamo concentrare gli sforzi ancor più di come abbiamo fatto in passato, ma dobbiamo anche essere bravi a individuare delle soluzioni alternative, dove per noi intendo non solo l'amministrazione locale, ma tutte gli apparati dello Stato, anche perché viviamo in una condizione di debolezza endemica nel momento in cui i decreti di espulsione poi non possono essere eseguiti per varie ragioni che non sto qui a dire. Però la gente si attende di poter vivere in una città più tranquilla, in una città più sicura, e questo lo si può fare laddove certi soggetti che sono stati ospitati, gli è stata data la possibilità di essere accolti, ma alla fine hanno dimostrato di non meritare questa nostra generosità, questi qua se ne devono andare. Adesso andiamo a Messina. È stato emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un imprenditore che aveva stretto un patto con la famiglia mafiosa dei Barcellonesi per essere favorito in lavori di ristrutturazione edilizia, anche del bonus 110%. Francesco Triolo. Arresti domiciliari per un imprenditore edile di 46 anni, Mariano Tindaro Ilacqua, indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Il provvedimento del riesame è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Messina nell'ambito dell'inchiesta condotta sulle infiltrazioni della famiglia mafiosa di Barcellona nei lavori di ristrutturazione edilizia e dell'efficientamento energetico, il cosiddetto bonus del 110%, che lo scorso 3 dicembre aveva portato in carcere altre 2 persone. L'imprenditore indagato per concorso esterno avrebbe proposto a Mariano Foti, attualmente in carcere, di favorire la propria società in cambio della protezione e del sostegno del sodalizio mafioso nel reperimento degli immobili sui quali eseguire i lavori. L'imprenditore quindi avrebbe procurato somme di denaro al clan e assicurato l'affidamento di subappalti a ditte adesso riconducibili. Le commesse in particolare a Barcellona, Pace del Mela, Furnari, Terme Vigliatore e Milazzo, con conseguenti maggiori profitti. Viaggiava in auto con oltre 3 kg di cocaina. È stato arrestato in flagranza di reato un 35enne catanese nel rione di San Berillo. Ma sentiamo Tonino De Mana. Un nascondiglio sotto il sedile dell'auto per trasportare oltre 3 kg di cocaina. Lo ha scoperto la squadra mobile che nel rione San Berillo Nuovo ha arrestato un catanese di 35 anni colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale effettuato all'altezza dell'incrocio con Corso Amedeo Duca d'Aosta, la polizia ha trovato 3 panetti di cocaina abilmente confezionati e contenenti ciascuno 1035 grammi di stupefacenti. Il conducente, che ha subito mostrato insofferenza e nervosismo, è stato sottoposto ad una sommaria ispezione del mezzo che ha consentito il ritrovamento di 8 grammi di cocaina. I successivi controlli hanno portato alla scoperta dell'ingente carico di droga. Al termine delle formalità di rito, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Contestualmente sono stati sequestrati l'auto e lo smartphone che potrebbe fornire elementi importanti agli investigatori. Torniamo sulla chiusura dei centri Visodent. Centinaia i cittadini da tutta la Sicilia raccontano le loro storie di pazienti abbandonati e nei guai anche economici. Ma come muoversi per cercare di salvare il salvabile? Lo abbiamo chiesto ai legali delle associazioni consumatori, il servizio.
Il fascicolo è aperto e sono sempre di più i pazienti che continuano a denunciare prestazioni sanitarie mai erogate o concluse nella vicenda della improvvisa chiusura delle cliniche Visodent. Il reato ipotizzato dalla Procura di Catania è quello di truffa. Centinaia di segnalazioni da tutta l'isola con cittadini che si sono ritrovati all'improvviso senza cure, senza documentazione clinica o comunicazione ufficiale, lasciati con apparecchi odontoiatrici installati, interventi in corso e con finanziamenti attivi per prestazioni mai completate o nemmeno iniziate. Cosa si può fare? Secondo l'avvocato Calì di Confconsumatori non tutto potrebbe essere perduto. Il consiglio è quello di inviare una diffida alla società invitandola alla prestazione pena la risoluzione del contratto e qualora dovesse continuare l'inadempimento si risolve il contratto principale e si risolverà anche quello collegato di finanziamento. Nelle more consiglierei di pagare comunque le rate perché altrimenti i consumatori, il danno e la beffa rischierebbero di essere segnalati quali cattivi pagatori in caso di ritardato o mancato pagamento. Per chi ha già pagato in tutto o in parte, il legale spiega che si ha diritto al rimborso delle somme, ma non conoscendo il futuro della società si dovrà capire se sarà possibile ottenerlo realmente. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Sicilia 24, la Corte Costituzionale riconosce i diritti delle famiglie arcobaleno, così i figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero potranno avere 2 madri legalmente. Si tratta di una sentenza storica che tutela l'identità dei minori e celebra l'amore e la responsabilità condivisa. Vi raccontiamo una storia in particolare nel servizio di Eva Spampinato. Dietro a quello che potrebbe sembrare una semplice legge per gli altri, per noi veramente è stato un piccolo miracolo. Vicky e Maria Rita finalmente possono essere riconosciute dallo Stato come una vera famiglia e soprattutto come 2 madri. La Corte Costituzionale infatti ha pronunciato una sentenza che cambia il destino di tante famiglie arcobaleno. I figli nati da procreazione medicalmente assistita all'estero potranno finalmente essere riconosciuti come figli di entrambe le madri. Questa è una grande conquista, prima di tutto per i bambini, perché è il diritto del minore ad essere garantito, il diritto ad avere 2 genitori sin dall'inizio, proprio dal momento della nascita. Abbiamo avuto Samuele tramite il metodo Europa. Io sono stata la madre gestazionale, quindi quello che l'ha portato in grembo, e mia moglie Vicky ha donato i suoi ovuli. Finora solo la madre biologica poteva essere registrata all'anagrafe, lasciando l'altra, la cosiddetta madre intenzionale, senza alcun diritto. Sono andata io da sola a poterlo registrare. È una cosa importante che ci hanno fatto dichiarare il falso. Come è successo anche a Vicky Caruso e Maria Rita Bellaprima subito dopo la nascita a Catania del piccolo Samuele. Lo hanno raccontato nel corso di Sicilia 24 Focus di ieri. Al comune purtroppo chiaramente si trovavano sprovvisti di un foglio alla quale io dovevo firmare, perché io ho praticamente dichiarato il falso dicendo di essere stata una ragazza, una madre single. Una lacuna che la Consulta ha definito incostituzionale perché lesiva dell'identità del minore e del suo diritto ad avere una famiglia pienamente riconosciuta. Prima cosa succedeva? Una delle 2 madri doveva fare la richiesta di adozione? Sì, un'adozione che però non era l'adozione legittimante o piena, ma era la stepchild adoption. È la vittoria di una genitorialità fatta di amore, responsabilità condivisa e diritti finalmente riconosciuti. E adesso cambiamo decisamente pagina, siamo nel pieno del lungo ponte del 2 giugno e sicuramente c'è boom di turisti sull'isola, molto fortunati anche perché le condizioni meteo sono assolutamente favorevoli. Sentiamo. Un ponte del 2 giugno all'insegna del bel tempo e di temperature estive. Ecco quello che ci aspetta per i prossimi giorni e già oggi possiamo assistere ad una sorta di anticipo d'estate. Sole e caldo in generale in tutta la Sicilia, con temperatura intorno ai 23-26 gradi per la giornata odierna e venti che sono considerati deboli, con una leggera brezza di gregale che rende meno fastidioso il primo caldo. Le temperature poi aumenteranno nei prossimi giorni, un clima che favorirà anche le partenze in quello che è considerato un lungo ponte sino al 2 giugno e che per i messinesi si estenderà sino a martedì per la concomitanza con la festa della patrona della città. La Sicilia si conferma come una delle mete preferite, tanto che Palermo, dove all'aeroporto sono attesi 123.000 viaggiatori solo in questi giorni, Catania e la costa orientale dell'isola
sono state inserite tra le 30 mete preferite dal portale di viaggi Olidu. Affollata Taormina, così come le isole Olie, agli imbarchi dei traghetti di Messina il traffico però è stato regolare senza alcuna attesa, nonostante in mattinata, a causa di alcuni lavori al porto di Tremestieri, parte del traffico pesante è stato dirottato alla Rada San Francesco. Anche Trenitalia ha aumentato i collegamenti per raggiungere più facilmente alcune delle località turistiche più apprezzate. Da domani e fino al 28 settembre, nei giorni festivi, 10 i nuovi collegamenti fra Messina e Patti sulla linea Messina-Palermo. Adesso c'è un'altra pausa e rientreremo subito con la bella soddisfazione per l'Orizzonte, dunque parleremo di pallanuoto che conquista l'ennesimo tricolore. A tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale, festa grande ieri alla Palanesima Catania per la conquista dell'ennesimo scudetto, il numero 25 per l'Orizzonte Catania. Sentiamo. Finisce con l'immancabile tuffo in vasca e con l'ennesimo scudetto, il 25esimo di un'incredibile storia, il 6° consecutivo. L'equipe Orizzonte è ancora una volta campione d'Italia di pallanuoto. Alla piscina di Nesima, in gara 3 dei playoff, le catanesi battono la SIS Roma per 7-5, ipotecando la finalissima già nel primo parziale, chiuso 4-1 grazie ai gol di Viacava, Endrup e la doppietta di Bettini. La SIS, stoppata anche da un rigore parato da Aurora Condorelli, deve aspettare addirittura 13 minuti per realizzare la prima rete. Ma le padrone di casa restano salde al comando delle operazioni. Le capitoline cercano di riaprire l'incontro, ma l'equipe, nelle cui file si vede all'opera anche l'eterna presidentessa e giocatrice Di Mario, non rischia nulla, sino al 7-5 definitivo. E l'apoteosi in vasca e sulle tribune del Palanesima, raggiante Martina Miceli. Questo scudetto l'abbiamo vinto a giugno scorso, quando abbiamo fatto delle scelte importanti, delle quali sono orgogliosa come società, perché non erano scelte facili e non è stato facile assolutamente, però ci siamo guardate con loro e tutte hanno detto di voler dare qualcosa in più e lo hanno dato. Gli fa eco Sergio Parisi in qualità di presidente regionale della Federnuoto. I numeri straordinari che confermano ancora di più la leadership della pallanuoto catanese e siciliana, parlo anche da presidente della federazione regionale, è una leadership fatta da risultati, ma soprattutto una leadership conquistata con tanti sacrifici. Un altro capitolo è stato scritto, ma l'Orizzonte Catania è già nella storia dello sport italiano. Al calcio con il Catania, dopo i passi per provare ad acquisire Torre del Grifo e la definizione del ruolo di direttore generale, affronterà giorni importanti sul fronte dell'area tecnica. Marco Carli. Da una settimana all'altra il Catania sarà chiamato nella prossima a fare passi definitivi nel percorso di programmazione della stagione prossima. Già cominciato con il lavoro amministrativo legato all'iscrizione e prima ancora con l'offerta per Torre del Grifo e la scelta di Zarbano. Grelle e Toscano si incontreranno, non l'hanno fatto questa settimana e definiranno ulteriormente il progetto. La sensazione, come spesso riportato, è di una volontà reciproca di continuare insieme e di innalzare il livello per il terzo anno di C della società di Pelligra. Le garanzie su una squadra costruita per lottare per vincere. Toscano vuole provare a prendersi a Catania le stesse soddisfazioni che sono arrivate in altre piazze. Servono innesti mirati e serve riuscire a sfoltire l'organico per quei giocatori che non si vuole facciano più parte del progetto. La prossima settimana dovrebbe essere tutto più chiaro, compresa probabilmente la figura del direttore sportivo. Per quanto riguarda Faggiano, comunque smentite in modo netto le voci che l'hanno accostato al Modena. Anche in questo caso i prossimi giorni serviranno a dare un responso. Giugno è un mese importante. I successi della stagione che sta per iniziare dipendono anche dal buon lavoro svolto prima che la stessa stagione entri nel vivo. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi aspetto per la prossima alle ore 14 qui su Telecolor e vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona domenica.